Dunque, io sono un poeta traduttore, cioè un compositore di testi soprattutto poetici che traduce non per professione ma anche per professione e soprattutto per passione, di solito senza contratto, quello che gli va di tradurre. E vengo da uno dei centri dell'Europa centrale o Mitteleuropa, e cioè da Vienna, e sono senza dubbio segnato in modo determinante dallo spiritus loci di quel luogo per tutta la vita, non importa dove io viva. Per quanto riguarda però l'esperienza transfrontaliera, cioè l'esperienza di un frontaliere, è necessaria per me una puntualizzazione come uomo e come attore. Io sono uno che si stabilisce al confine. Il confine è il mio spazio vitale. In un saggio dal titolo Colonizzazione vedo in questo stabilirsi al confine un tratto distintivo della mia vita. Quotazione: mi stabilisco sempre ai confini, vicino al confine ceco, al confine sloveno, a 13 km dal confine ungherese e infine come scrittore anche ai margini della letteratura, della musica o anche in quel territorio di confine nella terra di nessuno tra letteratura e musica. Quando nel 1984 all'età di 39 anni mi trasferii dall'Austria in Italia, da Vienna a Torino, non conoscevo l'Italia e la sua gente, non conoscevo la lingua. Ero cresciuto con delle riserve, per non dire con dei pregiudizi, nei confronti dell'Italia, un atteggiamento che a lungo non avevo approfondito e che era condizionato dall'opinione politicamente motivata di mio padre sugli italiani. Durante la mia infanzia nessuno della mia famiglia si era mai neanche sognato di trascorrere una vacanza a buon mercato al mare in Italia, a Caorle o a Bibbione o a Lignano. Quando nel 1984 mi trasferì in Italia con la mia famiglia, mi si rivelò un mondo che io volli far mio per decisione spontanea ad ogni costo. Mi accostai incondizionatamente e con cogitaggine tipica del mio carattere a questo mondo che mi affascinava proprio per la sua diversità, per la sua estraneità, al paese, alla lingua, alla gente, al paesaggio, alla letteratura, al modo di vivere. La solidarietà divampata improvvisamente e mantenuta fino ad oggi con l'Italia ha però credo anche a che fare con la mia incapacità di fare il turista e di essere turista. Non ho il minimo talento per fare il viaggiatore, ogni spostamento è un po' più significativo, fatti me in un attimo una che resta, il quale però paradossalmente rimane sempre e dovunque un estraneo.